Domenica di sfide al vertice non solo per Gene Sandoria, anche perché il calcio non è solo la Serie A e non deve esserlo. Ci sono cuori di interi quartieri che pulsano per il gioco più bello del mondo, ci sono animi che si infiammano per un gol ed oggi proviamo a raccontare qualcuna di queste emozioni. Prima contro terza, San Cipriano Figempa, benvenuti. Le condizioni climatiche non aiutano lo spettacolo e per la prima azione dobbiamo aspettare il 34esimo. Calcio di punizione per il San Cipriano. Riscaui parte, è uno specialista, parata, tiro fantastico, respinto coi pugni dal portiere. Per le emozioni dobbiamo aspettare il secondo tempo, la svolta al quinto minuto. Passaggio filtrante di Pagliato per Paolessi che solo davanti al portiere ha la freddezza di saltarlo e insaccare. La capolista, quando riesce a esprimere il proprio gioco, dimostra di essere inarrestabile. Che gol! 20esimo, azione assolutamente rocambolesca. Camilleri, pressato, tenta di spedire in fallo laterale il pallone, ma sbagliando la passa Gilardi che piazza il cross, la palla viene spizzata in area e arriva al limite opposto dove Bonadies lascia partire il tiro perfetto. Che gol del Figempa, cinici al punto giusto ed è 1-1. 39esimo, i padroni di casa non ci stanno, punizione per il San Cipriano, battuta al centro dell'area, gol! Ma per l'arbitro è fuori gioco, non ci sono dubbi. Partita finita? Assolutamente no. Una palla al 90esimo sulla tre quarti che sembra persa, si trasforma in assist per Barbieri che è bravissimo a giocare sulla linea del fuorigioco, scatta velocissimo bruciando il difensore e trasforma freddamente. Azione pazzesca dei padroni di casa e 2-1 raggiunto. Lo spettacolo sicuramente non è stato dei migliori anche a causa del tempo. Il secondo tempo però è stato sicuramente più emozionante, vince la prima in classifica con un gol al 90esimo.